Oggi è un giorno triste. È una vittoria straordinaria. Oggi potrei raccontarvi come la caduta dei separatisti padani abbia portato Matteo Salvini alla gloria in Padania. Che ci carica di orgoglio. Oggi potrei raccontarvi come l'Italia è divenuta suddito della Padania tramite plebiscito popolare. Di gioia, di responsabilità. Oggi potrei raccontarvi di come il movimento della Lega ha preso piede in Europa e l'ha espugnata. Perché ci hanno chiesto di riprendere per mano questo paese. Oggi potrei raccontarvi come la Lega ha preso il controllo dell'Occidente. Di liberarlo dalla precarietà e dall'insicurezza. Oggi potrei raccontarvi come i finanziamenti leghisti inviati alla Russia abbiano fatto cadere Putin e abbiano consegnato nelle mani di Salvini il potere in Russia. Lo vedo come un voto di futuro. C'è qualcuno che ha fatto una campagna elettorale parlando solo di improbabili passati. I cittadini russi Hanno premiato il futuro. Oggi potrei raccontarvi di come Matteo Salvini è diventato il leader mondiale che guida tutto il mondo verso il futuro, verso il progresso. Ringrazio perché la Lega è il movimento politico che è cresciuto più di tutti. Oggi Io sono uso mantenere la parola data, mantenere l'impegno preso. possiamo affermare Abbiamo il diritto e il dovere che Matteo Salvini di governare nei prossimi anni. stava mentendo. E poi fu guerra! Ok ragazzi, ci hanno attaccato e le lumache alla fine sono uscite. Avevano spostato qui la flotta apposta. Ma noi siamo pronti? Sì, siamo abbastanza pronti, dai. Adesso andiamo a rinforzare la flotta qua e poi siamo entrati ufficialmente in guerra. Hanno già preso il nostro settore, ma non abbiamo problemi. Noi possiamo resistere, siamo cavalieri. Gribbio. Ah no, scusate, quello è un altro cavaliere. Ok, la nave è stata aggiornata, la flotta, la flotta. Our ships have been upgraded. 3000 più 2000, insomma, si fa tostina la partita, ragazzi, si fa tostina. Le nostre difese ci sono, però, insomma, ne ho viste di più belle. Allora, direi di comprarci un po' di leghe a questo punto. Spendiamo tanto, però ne prendiamo tante e via con la produzione di massa. Si avvicinano, ragazzi. Si avvicinano. Lo scontro. Siamo in inferiorità numerica abbastanza grossa. Ok. Sono arrivati. Vediamo se arriva anche l'altra. Però è un rischio. Forse ormai mi conviene rimanere qua. Allora, se questa si sposta, va indietro. Allora andiamo avanti noi. Xeno station engaged. Andiamo a prenderli. One of our stations is under attack. Ok. Absolutely.
Hostile Xeno fleet Ok, engaged. bene. Scontro. One of our Scontro, ragazzi. spaceports is under attack. E il primo scontro l'abbiamo vinto, signori. Torniamocene immediatamente a casa, prima che arrivi l'altra nave, One of our spaceports has been lost. che immagino stia tornando indietro. Siamo in una posizione di sicurezza, signori. Dai, ricomponetemi la flotta, forza. E me la aggiorna anche. Ecco, adesso wow, abbiamo raggiunto 5000 di potenza. Ottimo. Andiamo a intercettarli. Adesso sono io che vi do la caccia, miei cari. Guarda qui lo scontro sul nostro buco nero. Vediamo qua lo scontro. Signori, scontro epico, finito malissimo per loro. Hostile Ecco Xeno qui lo fleet scontro. engaged. Mamma mia, navi si danno battaglia. Raggi laser ovunque. E vinciamo, signori. Signori, signori. Quanto godo per questa vittoria schiacciante sul nostro nemico. Andiamo a rinforzarci. Partiamo con la nostra nave e ce ne andiamo nei progetti di ricerca del nostro sistema. Intanto la loro... Sì, stabilisci status quo. Ma ti piacerebbe? Ok, c'è un'altra nave qui da 604. Allora, facciamo così. One of our stations is under attack. Andiamo contro questa qua. Debris analyzed. Prendiamoci anche il sistema. Humans have declared war. No, ragazzi, ci attaccano. Ci attaccano, dichiarazione di guerra. Vassallaggio, ci vogliono rendere vassalli. Pam pam pam. Ragazzi, aiuto. Che infami maledetti. Ah, aiuto, ragazzi. Allora. Questi ovviamente sono scappati appena ci hanno visto arrivare. Ok, partiamo subito. E recuperiamo tutte le nostre, tutti i nostri territori. One of our spaceports is under attack. Facciamo difese. Continuiamo ad armarci. Perfetto. Andiamo avanti. Dai, 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 dai. E poi direi di fare uno status quo. Meno che non posso io attaccare. Adesso vediamo. Rivendicazioni. Ok, guardate che posso rivendicarlo. Allora entriamo e rivendichiamo il territorio. Allora, fermi, non voglio usare la mia flotta. Ci prendiamo un territorio e stabiliamo lo status quo. Ok, accettano, bene, abbiamo preso un pianeta. Stiamo arrivando. Ok, perfetto ragazzi, ci siamo. Allora, spostiamoci di qua. Xeno station engaged. Passano subito di qua. Hostile Xeno Bombardiamo fleet subito. engaged. Ok, perfetto, ottimo. Allora, calmi, calmi, perché abbiamo fatto una grande vittoria. Torniamocene indietro. Se ci curiamo, riusciamo a sistemarci. Sì, 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 sì. Le nostre corazze, eccetera. Ragazzi, è fatta. La guerra è vinta. Loro ritornano di lì, va bene, non mi interessa. Adesso facciamo le chiappe a questi. Xeno station engaged. Ok, poi prendo la mia flotta e punto dritto qua. Andiamo, signori. C'è lo scontro, attenzione. Hostile Xeno fleet Scontro. engaged. Ok. Dovremmo vincerla. Loro non hanno più gli scudi. Perfetto, abbiamo perso diverse navi, ma la vinciamo. La vinciamo, signori. E adesso possiamo dare... Ottieni obiettivi bellici. Boom.
Vittoria, ragazzi. Vittoria, Matteo Saltini si è preso tutto questo pezzo. Ah, ragazzi, la goduria. Oggi è un giorno triste. Dopo il periodo di smarrimento che abbiamo avuto in seguito alla perdita del nostro leader Matteo Saltini, l'umanità era vulnerabile e le razze aliene infami hanno colto questa opportunità e hanno attaccato il pianeta. La Padania e tutti i suoi stati satelliti hanno reagito e, come solo i padani sanno fare, si sono rimboccati le maniche e sono passati alla difesa della patria. Con un enorme sacrificio siamo riusciti a tener testa a queste razze aliene e ora finalmente siamo in pace. Tutto questo lo dobbiamo ai grandi insegnamenti di un uomo che ha saputo guidarci, illuminare la via verso un futuro migliore di prosperità, agricoltura e ponti fra i vari paesi. Rendiamo onore a Matteo Saltini, padano libero. Non dimenticheremo la tua missione. È una promessa. Sì? Siamo collegati? Pronto? Mi sentite? Mi ricevete? Ah, ok, adesso siamo collegati. Buon pomeriggio, signori, almeno qui dalla colonia Padania 5. Siamo qui sul sito, come sapete tutti, della caduta di un oggetto non identificato su questo pianeta, su questa nuova colonia. Come vedete, il fumo, stiamo sorvolando la zona anche in maniera abbastanza, diciamo, trafilata, perché non è possibile accedere al sito. Gli alpini padani l'hanno già recintato e adesso andiamo dall'alto a vedere la situazione. Come vedete ci stanno lavorando già degli uomini, queste sono le nostre immagini dal drone. Veramente non si riesce, purtroppo l'hanno proprio coperto per evitare fughe di notizie e informazioni, ma noi siamo qui proprio per farvi vedere tutta la situazione. Intanto sorvoliamo la zona, vedete tantissime camionette, personale per capire che cos'è. Come dite? Scusate, non sento. Sì? Sì, adesso stanno posizionando una gru sopra il sito e probabilmente adesso caleranno un uomo. Dalle informazioni dovrebbe essere una capsula caduta dallo spazio. Non sappiamo il suo contenuto, però abbiamo visto che potrebbe essere qualcosa di estremamente avanzato a livello tecnologico. Ora attendiamo che i nostri uomini, c'è uno sportello, quindi attendiamo che i nostri uomini si calino e vadano a controllare. Non sembra essere pericoloso, però ovviamente le precauzioni non sono mai troppe. Non esiste in natura, non esiste in nessun luogo conosciuto della galassia una cosa del genere, e ne abbiamo viste in questi anni. Quindi adesso manderanno giù gli uomini e vedremo un po' quale sarà la situazione. Intanto la gru che si sta posizionando. Adesso probabilmente, sì, mi dice la regia che staccheremo l'audio e lasceremo solo l'audio del drone per consentire una microfonazione migliore, consentire i suoni dall'interno. A voi la linea.
Eccomi qua, sono ricomparsa.